Questa mattina siamo a Tarso, all'auditorium di Banca Prealpi San Biagio, per una conferenza sugli interventi assistiti con animali nella Marca Trevigiana. Con il vicepresidente di Banca Prealpi San Biagio, la vostra banca ha voluto credere in questa conferenza, ma soprattutto sostenere queste nuove attività con interventi assistiti per le persone con animali. Sì, Banca Prealpi San Biagio crede in queste iniziative, crede in questa materia, è una materia relativamente nuova, però è indirizzata alla cura e al mantenimento della salute delle persone. È sempre in prima linea nel territorio per sostenere tutte quelle iniziative che hanno appunto questo scopo. Quindi non solamente per quello che riguarda la prevenzione della salute, ma anche per quello che riguarda il sostegno all'associazionismo in tutte le sue forme, che vanno dalla cultura, particolarmente l'arte, la letteratura, il teatro, ma anche per quello che riguarda il sostegno alle attività sportive, quindi un'azione a tutto campo per il sostegno e la sua presenza nel territorio. Ora siamo in compagnia di Marcella Zigun, coadiutore di Cane, qui abbiamo anche questo bellissimo Leo. Ecco, come nasce l'attività di intervento assistito nelle USL, ma anche nelle scuole con questi bellissimi amici a quattro zampe? E nasce da tanti anni, solo che adesso è molto più ben definito, documentato tutto e molto più professionale, direi. E la storia di Leo invece è davvero straordinaria, ci vuole dire qualcosa? E Leo ha cominciato, ho scelto ancora prima di essere nato in pratica, perché sono andata a guardare la discendenza del allevamenti per scegliere un cane proprio adatto per fare questo lavoro. A 5 anni non saprei dirti il numero di utenti che ha fatto quasi tutte le strutture qua intorno. È forse l'incontro di Leo che più l'ha colpita da quando lavora con questo bellissimo cane? È un caso molto grave di autismo. E da adulto c'è la persona un utente che lo chiama proprio dottor Leo, perché dice che Leo è il suo terapeuta. Siamo con la dottoressa Donà, referente per gli interventi assistiti con animali per l'US2 Marca Trevigiana. Come nasce questa volontà di intensificare gli interventi assistiti con animali nei vari distretti dell'US2 Marca Trevigiana? Allora, nasce di fatto come risposta a una domanda reale, perché questo tipo di attività, l'intervento assistito, ormai da anni è una realtà estremamente presente e soprattutto estremamente in crescita, e la svolta è stata data nel 2015 dal Ministero della Sanità, che è uscito con delle linee guida molto precise da adottare in ambito sociosanitario per chiunque voglia attuare questo tipo di progetto, questo tipo di attività, per cui questo è stato un po' un volano. Ci sono state sempre più richieste, le attività si sono espanse in tutta la nostra realtà e quindi l'azienda sanitaria ha inserito nelle proprie attività anche gli interventi assistiti, e con un percorso graduale attraverso il quale c'è stata anche la riunificazione delle nostre 3 ASL in un'unica ASL provinciale. Alla fine, nell'organizzazione dell'ASL provinciale è stata data dignità di servizio a queste attività ed è stato istituito l'ufficio provinciale per gli interventi assistiti con gli animali, che è in carico al servizio veterinario, perché alla fine l'elemento comune che c'è sempre in questi interventi è la presenza dell'animale, il conduttore dell'animale e la figura del veterinario che deve garantirne l'idoneità. Dopo parleremo degli animali che sono i protagonisti di questo incontro, però sono 2 forse le realtà più virtuose nell'alta Marca Trevigiana, la città di Treviso, che lo propone da tempo questo servizio, ma anche il distretto di Pieve di Soligo. Sì. Allora, io sono il referente per Treviso, per il distretto di Treviso, e noi lì abbiamo progetti nell'ambito ospedaliero molto importanti anche da parecchi anni, perché il primo progetto parte addirittura nel 2014-2015, quindi ci sono parecchi anni di esperienza, e poi lavoriamo anche tanto nell'ambito sociosanitario, quindi all'interno delle residenze per anziani e all'interno dei centri per la disabilità, e ovviamente c'è anche l'ambito educativo, perché non dimentichiamoci che questo tipo di lavoro si fa anche tanto dentro le scuole con i bambini. Il signor Alberto Candutti è capogruppo del CISOM Treviso. Qual è la vostra attività all'interno della Marca Trevigiana con questi splendidi amici? Il CISOM è il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta,
e nell'ambito delle attività del gruppo, che sono attività rivolte agli utenti con deficit, noi ci siamo avvalsi anche della collaborazione della coadiutrice del cane Marcella Zigun e di Leo, attraverso il quale facciamo delle attività sia nelle case di riposo che con l'USL2 presso le strutture e l'ospedale nei confronti sia di ragazzini, di bambini nell'ambito della pediatria che di persone adulte che hanno dei deficit. Siamo col dottor Renzo Cester, presidente della casa Tomitano Boccassin di Motta di Livenza. Come si inserisce l'intervento assistito con animali in un progetto più ampio nelle vostre strutture? Beh, guardi, si inserisce perfettamente perché la nostra casa punta molto sull'umanizzazione delle terapie, quindi la pet therapy come il progetto Visori, che è appunto sempre sponsorizzato da Banca Prealpi San Biagio, si inserisce in un modo straordinario perché va proprio nella direzione dell'umanizzazione delle terapie. Quindi noi la definiamo una casa sempre con un eccesso di umanità. Per noi l'eccesso di umanità sarà il futuro, sarà un modo di dare quel servizio che le persone anziane nella nostra casa si meritano. Allora, sono diversi gli ambiti di intervento. Per quanto mi riguarda, noi abbiamo iniziato con gli istituti residenziali per anziani nel 2003 addirittura, quando ancora non erano uscite non erano state approvate le linee guida regionali, per cui diciamo che non si sapeva bene quali fossero le indicazioni relative specifiche per gli interventi assistiti con animali. Comunque interventi con animali appunto sono stati fatti all'interno di case di riposo. Nello specifico io ho lavorato anche con il servizio di età evolutiva, facendo con una collaborazione addirittura triennale, lavorando con una terapia assistita con animali, con bambini che erano già afferenti al servizio di età evolutiva, con il quale abbiamo lavorato molto bene.